È tempo di rispondere alla sfida educativa è il tema al centro della prima convention delle famiglie promossa dalla Consulta regionale Famiglia Salesiana Siciliana. Questo tema della famiglia rappresenta dall'ultima assise mondiale del 2008 una di quelle che noi abbiamo definito le nuove frontiere. Naturalmente il nostro punto di vista è sempre un punto di vista educativo, di conseguenza noi tradizionalmente come salesiani lavoriamo per i ragazzi, i bambini, i giovani, soprattutto le fasce medio-basse, insomma. Ci siamo resi conto nel fare un'analisi del cambio sociale e culturale di quanto oggi impostare un lavoro educativo richieda urgentissimamente il coinvolgimento della famiglia. Questa prima convention delle famiglie proprio al Palacongressi del 22 aprile, quindi domenica prossima, ci sarà questo incontro dove si parlerà delle famiglie, non soltanto della famiglia salesiana ma di tutte le famiglie che per ora in questo momento stanno subendo delle situazioni problematiche, per cui un'attenzione credo che sia importante. La famiglia sicuramente è una grande risorsa per la società e che naturalmente in questo periodo specialmente risulta minacciata da queste profonde trasformazioni che la stessa società, la cultura sta minacciando e sta mettendo in crisi, una crisi anche di identità, una crisi anche economica ora recentemente, per cui questa prima convention vuole accendere i riflettori su questo tema, su questa problematica e fare quasi un appello, dire famiglia, è tempo di ascolto, cioè di ascoltare queste famiglie, i bisogni di queste famiglie. Sicuramente la politica c'entra parecchio in questo discorso, è tempo di speranza, dare speranza a queste famiglie che soffrono queste difficoltà recenti, non ultime queste economiche. Famiglia è tempo di amore tra i genitori, tra i figli e l'ultimo la famiglia è chiamata a questa grande sfida educativa di questi ultimi tempi. È un momento significativo soprattutto perché lancia un tema, il tema della sfida educativa alle famiglie e soprattutto con le famiglie la sfida educativa al tempo che viviamo, per riuscire a confrontarci con i momenti difficili che sta vivendo l'economia mondiale, regionale, quotidiana, familiare della nostra comunità. Ecco, abbiamo bisogno di famiglie forti e perché ci siano famiglie forti ci sono bisogno di valori e di punti di riferimento. Il convegno organizzato dalla grande famiglia salesiana è assolutamente fondamentale per riuscire a dare quei valori e soprattutto per riuscire a dare quella fortezza di cui oggi hanno bisogno gli individui da soli e come famiglie per riuscire a confrontarsi con i problemi del mondo.